stiamo parlando di un argomento molto delicato e serio, perché questo ci permetterà o non ci permetterà di essere produttivi nei prossimi 5 anni. Ovvio che è una proposta molto forte e che richiede l'intervento di tutti i consiglieri. Ognuno ha portato la sua opinione, ha portato anche qualche suggerimento, qualche proposta di modifica che credo sia anche corretta e intelligente. Così abbiamo rinviato alla prossima settimana la discussione e l'approvazione, proprio per far tesoro di tutti questi suggerimenti che credo potrà solo migliorare la proposta. L'unanimità è sempre un obiettivo auspicabile, ma non sempre raggiungibile. Alla fine dobbiamo fare anche sintesi di tutto il lavoro e arrivare alla votazione. Ovvio che la modifica dello statuto ha un percorso molto tortuoso e molto difficile, e se non partiamo oggi con questo percorso corriamo il rischio di arrivare a fine legislatura senza aver ottenuto nulla. Noi siamo profondamente contrari all'idea della modifica statutaria proposta sul voto di fiducia. Siamo contrari innanzitutto perché vuol dire rompere quel patto che è stato stabilito e che ha portato alla votazione unanime dello Statuto. Lo Statuto è la Carta Costituzionale del Veneto in sedicesimi. Rompere quel patto lì significa uno statuto fatto solo e voluto dalla maggioranza. È assolutamente inaccettabile questo. Io ho la sensazione che ci sia un po' una zarizzazione da parte di Zaia, cioè c'è un atto di arroganza in qualche modo che rompe il patto non solo con l'opposizione ma anche con la sua stessa maggioranza e soprattutto con i cittadini del Veneto. Crediamo che la possibilità di trovare un testo condiviso da tutto il Consiglio sia la strada maestra. Stiamo perdendo una marea di tempo, ovvero di soldi pubblici, per qualcosa di assolutamente inutile. Infatti esiste già questo procedimento in regione. Dobbiamo pensare ai problemi veri dei cittadini veneti, alle persone che oggi sono in difficoltà. Penso alla Riviera del Brenta che non riesce ancora ad avere quei soldi che gli spettano. Dobbiamo lavorare per questo. Noi ci aspettiamo che questo progetto di legge venga ritirato e che si inizi a trattare di argomenti seri, dei veri problemi dei cittadini e non dei problemi interni di una maggioranza che evidentemente è molto più debole di quello che sembra. Forse stanno capendo anche i consiglieri regionali di maggioranza che l'inserimento della fiducia vuol dire debolezza, vuol dire non fidarsi dei propri collaboratori, degli eletti dai cittadini, ma soprattutto depotenzia i consiglieri regionali che hanno un vincolo di mandato per essere operativi al 100% per rappresentare i territori. Noi ci aspettiamo che venga ritirata, nel senso che anche i pareri legali dicono che molto verosimilmente è incostituzionale, quindi forse stiamo lavorando e spendendo anche soldi pubblici per niente. Se no, chiaramente noi cercheremo di portare tutte le migliorie a vantaggio del territorio e soprattutto del buon dibattito che poi crea buona politica.